Della.it, chi ci guarda in questo momento ha già scoperto che non sono più solo. Diamo il benvenuto a Buongiorno Taranto a Remo Pezzuto dell'Associazione Libera contro le Mafie. Buongiorno Remo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Cittadella. Buongiorno a te Francesco. Grazie mille. Abbiamo qui con noi Remo Pezzuto perché, come sapete, da tempo stiamo ospitando associazioni, comitati, sindacati, enti datoriali, organi vari ed eventuali per comprendere la comunità tarantina in tutte le sue sfaccettature cosa chiede alla prossima amministrazione comunale. Noi siamo in piena campagna elettorale, ormai superata la Pasqua non c'è manco più, come dire, il freno inibitorio dei riti, quindi adesso si parte praticamente in picchiata, in discesa libera. Quindi cominciamo di qui, Remo. Come Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie, ricordiamo, associazione fondata da Don Luigi Ciotti, che cosa chiedete? Qual è secondo voi la priorità a cui la nuova amministrazione comunale dovrà far fronte? Vorremmo ricominciare da dove ci siamo fermati, cioè dall'approvazione del regolamento dei beni confiscati del novembre/dicembre 2023 e dall'attuazione di quel regolamento. In queste settimane abbiamo rilanciato il tema dei beni confiscati a Taranto, anche alla luce dei fondi che la Regione Puglia ha messo sui beni confiscati. Lo ricordiamo, 11 milioni di euro che verranno destinati a progetti sul riutilizzo dei beni confiscati, e ci sembra doveroso che anche la città di Taranto partecipi a queste progettualità. Noi speriamo che ci sia un'attenzione su questa tematica, perché negli anni abbiamo, indipendentemente poi da quale fosse il colore politico della giunta comunale o del consiglio comunale intero, l'attenzione su le realtà dell'antimafia sociale non è mai stata tantissima, ma soprattutto è appartenuta a una residua parte del Consiglio Comunale, che poi, grazie anche all'impegno di alcuni, ha portato a quell'approvazione. Un'approvazione che però rimane semplicemente sulla carta se non gli si dà le gambe. Ad esempio, l'avvio dell'osservatorio sui beni confiscati permetterebbe ad associazioni, enti del terzo settore, sindacati, organizzazioni sociali di poter fare monitoraggio civico sui beni confiscati, perché noi lo ricordiamo, a Taranto sono 82, la stragrande maggioranza abbandonati, una buona parte destinati senza passare dal bando pubblico che è previsto dal codice dell'antimafia, e noi su questo negli anni abbiamo pungolato le amministrazioni comunali, ma è un uso e costume che non vediamo soltanto nella città di Taranto, lo vediamo un po' in tutte quante le città. Non diventa in qualche modo anche questo abbandono un simbolo del fatto che o li gestisce la criminalità o non li gestisce nessuno? Assolutamente sì, e noi è questo quello che vorremmo cercare di non far apparire alla popolazione, ma vorremmo cercare di dare un segnale alla criminalità organizzata a Taranto, perché noi abbiamo sempre immaginato un bene confiscato visibile all'interno della città. L'altro giorno abbiamo fatto un servizio proprio da quello di Via Liguria, dove un cartellone "Qui la mafia ha perso" faccia capire alla cittadinanza qual è il ruolo dei beni confiscati anche nell'immaginario della lotta alla criminalità organizzata, che non può appartenere soltanto alle forze dell'ordine, alla magistratura, ma deve vedere un attivismo delle cittadine e dei cittadini della nostra città in prima linea nel contrasto culturale alla criminalità organizzata. Ecco, i beni confiscati rappresentano proprio quel riutilizzo di un bene che da interesse individuale della criminalità diventa bene comune, quindi diventa di interesse collettivo. Da questo punto di vista, rispetto invece non alla nuova amministrazione, ma rispetto alla campagna elettorale, avete avanzato qualche richiesta ai partiti rispetto alla scelta dei candidati? No, naturalmente Libera come associazione apolitica e apartitica, ma nel senso che noi facciamo politica, certo, sui temi dell'antimafia, quindi non mi sento di escludere come operatori della polis. Come operatori della polis abbiamo cercato di interloquire con la compagine elettorale. Anche su questo pochissimi sono quelli che sono intervenuti sulle nostre tematiche. Speravo di sortire un maggiore effetto sui candidati dell'intera compagine politica, ma devo dire che non c'è stata grande attenzione, se non di alcuni,
soliti e noti che nominerò per non fare campagna elettorale. Perché secondo te è più facile parlare di Ilva che parlare di mafia a Taranto? Beh, lo vivo diciamo anche insomma da tempo. È una per di quelle lavoro, però. tematiche che sicuramente tocca maggiormente la pelle delle cittadine e dei cittadini di Taranto. È una delle problematiche maggiormente visibili e presenti nella città, ma non è l'unica. Ecco, noi su questo vorremmo dire, cioè nel senso ce ne sono tante altre che meritano ugualmente attenzione da parte di tutti, ed è giusto che ci sia un'attenzione da parte dei cittadini, ma parla poco alla pancia delle persone, ecco. Ok. Ma pensi che ci sia anche paura, connivenza tra una parte anche per esempio dei candidati, o è semplicemente diciamo come dire qualcosa di cui non mi tengo lontano, non mi porta voti? Penso più che sia questa seconda ipotesi, per quanto c'è a Taranto una presenza della criminalità organizzata che negli anni ha sempre supportato la politica. Tantissime inchieste della magistratura anche su Taranto hanno visto la convivenza della criminalità organizzata con alcune parti politiche, voglio dire magari non con alcune parti politiche, ma con alcuni consiglieri comunali e esponenti anche nella città di Taranto. E purtroppo è così. Sicuramente c'è un'omertà dalla parte della città. Noi abbiamo denunciato l'occupazione degli stessi beni confiscati dalle stesse famiglie a cui sono stati confiscati, e avevamo chiesto alla prefetta, all'ex sindaco, prima di costruire un tavolo, un incontro per cercare anche di dare un segnale su questo tema, perché lasciare nelle mani della criminalità organizzata i beni confiscati, ecco lì significa qui lo Stato ha perso. Qui lo Stato ha perso, assolutamente sì. Prossima amministrazione comunale, progetti, idee, suggerimenti, consigli, e proprio di questo, Remo, ti volevo chiedere qual è il progetto che, se ce ne avete uno, in qualche modo intendete sottoporre al Comune di Taranto? Sicuramente in questo periodo sarà difficile interloquire anche con gli uffici comunali, ma abbiamo intenzione di proporre un progetto su case di quartiere diffuse all'interno del Comune di Taranto, perché poi la compagine dei beni confiscati è differente da singoli appartamenti che possono essere utilizzati per uso abitativo di emergenza, anche in termini di edilizia popolare, cosa che l'amministrazione comunale di Taranto negli anni non ha sempre ben tenuto, per permettere a chi ha diritto, ad esempio, anziché costruire nuova edilizia popolare, quindi speculazione, a occupare quei beni confiscati in termini di diritti all'abitare. Ma pensiamo anche all'apertura di case di quartiere diffuse che possono rappresentare i punti di aggregazione non soltanto per le associazioni e cooperative che si occupano di antimafia sociale, ma le diverse associazioni che operano sul territorio, per poter portare un attivismo nuovo all'interno della città, che significa anche avere una vitalità in chiave politica. Ti chiedo infine, per chiudere, l'ultima domanda: che cosa invece il Comune di Taranto, il prossimo sindaco, la prossima sindaca non dovrà assolutamente fare? Sicuramente interrompere o essere molto più trasparente rispetto alla criminalità organizzata. Abbiamo necessità che quei beni confiscati in chiave trasparente come codice dell'antimafia vengano pubblicati sul sito, in modo tale che tutti i cittadini e tutti i cittadini sappiano quali sono, e all'interno di quelle avanzare richieste di avvisi pubblici e progettualità anche attraverso l'osservatorio. Noi speriamo che questa nuova compagine di giunta e di consiglio comunale abbiano maggiore attenzione sui temi dell'antimafia sociale, perché la criminalità organizzata, seppur diciamo in maniera minore rispetto alle altre città, ha una presenza in termini economici non soltanto sul traffico di droga e di armi, ma anche su quelle che sono le infiltrazioni mafiose all'interno di palazzo di città con appalti. Ecco, la trasparenza da parte del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale credo che sia il primo obiettivo da richiedere a chiunque si insedierà. Grazie a Remo Pezzuto di Libera, associazione Nomi e Numeri contro la mafia, grazie per essere stato con noi e per questi suggerimenti. Grazie a Radio Cittadella. Tutti i suggerimenti che naturalmente porteremo poi ai prossimi candidati e quindi a Taranto al voto, che come sapete comincia domani con Maristella Massari, che insomma intervisterà i candidati di questa compagine elettorale. Li sottoporremo naturalmente tutto quello che arriva.